Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. È il momento di fare i guardoni. Siamo su lichess.org. Org non si è mai capito perché cosa sta. Scherzo, sta per organization, dovrebbe essere. Non pensate subito a cose. Io lo so che la mente dello scacchista, dai, che le uniche donne che vede sono quelle sulla scacchiera. Scherzo, scherzo. Allora, andiamo su guarda, partita in corso. Rapid, guardiamo in una appena cominciata se possibile. Attenzione, attenzione, questa appena cominciata. 2363 per il bianco, 2256 apertura di re e 4 e 5. Non ho mai capito perché mi mette dal lato dei neri. Forse dal lato. È possibile che mette dal lato di quello che ha più punteggio? Se è così, figo. Bene, 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 bene. Partita italiana, cavallo F6, vediamo se arriva il fegatello. Vediamo. No, non è arrivato. Alfiere C5, bisogna giocare qui, se non ricordo male. Se non ricordo male è diventata, sì, una partita di 4 cavalli con alfiere C4. Ok, qui adesso il nero deve andare abbastanza in simmetria. Qui dovrebbe giocare D6, sempre se non erro. Guardate il nero come se la prende con calma, come se non sapesse queste mosse. Chiaro che le sa. Va bene, va bene. Qui alfiere B6, perché se gli dai questa, è vero che lui si impedona, ma anche è vero che poi con quel pedone controlla benissimo queste case. E quindi la tipica manovra di cavallo qui non c'è più. Bene. Bene, bene, bella, bella, bella. Vediamo come va a finire questa situazione. Il nero arroccherà corto, si presume. E anche lui, visto che questo alfiere non sa dove andare, qui non serve a niente, qui non serve a niente, probabilmente andrà anche lui prima o poi in E6, ottenendo o lo stesso tipo di struttura pedonale, oppure come gioca anche il buon Carlsen, a volte lui mette la torre in E8 e poi mette l'alfiere lì. Quindi così evita la vega impedonatura. Il bianco forse vuole. Niente, mette così a freddo proprio. E quindi è possibile che si ottenga la stessa struttura di pedoni. Cavallo di 5, attenzione. Cavallo di 5, interessantissima. E ora non si può più fare questa roba. Invece dall'alfiere addirittura per pedone, i pedoni del bianco andranno sul bianco. Forse era sbagliata cavallo di 5. All'alba di tutto ciò la sto rivalutando e forse era sbagliata. Perché adesso il bianco per consolidare dovrà mettere il pedone in E4. Però si ritrova questo alfiere che non fa nulla. Forse era sbagliata di 5. Sembrava buona, ma rivalutata. E adesso può arrivare questa. Perché la donna non attacca più su H5. Niente, non è arrivata. Attacco sul centro da parte del nero. Ma io sai che l'avrei lasciato un po' chiuso lì, quell'alfiere. Dopo questa B per C e poi si progetta la spinta in D5. Però sì, è un bel cavalluccio in F4, non fa mai male. Qui forse il bianco cercherà un arrocco lungo per cercare poi di fare qualcosa. Chi lo sa, chi lo sa. Partita entusiasmante, veramente strana anche, se vogliamo. E vediamo un po' come si evolve la situation. Ma forse c'era subito questa? No, non fa niente questa mossa, assolutamente niente. Perché questo pedone è tenuto, quindi. No, niente, forse anche questa manovra qui allora è inutile. Perché dopo questa. Si ritorna qui, attacco sul pedone. Forse è inutile. Anzi, sicuramente ha ragione il nero ad attaccare sul centro. Perché queste manovrine qui di cavallo, senza un piano logico dietro, sì, sono mossettine che possono far paura, ma
fino a un certo punto. B4. Il bianco non vuole arroccare, rimarrà con re al centro, anche perché si è scoperto abbastanza, forse arroccherà corto più avanti. Che cosa è successo qui? Cattura, 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 cattura. Ok, adesso arriverà C4 per consolidare. Bene, bene. Piani di gioco dei giocatori. Piani di gioco del... Qui c'è una bella maggioranza di pedoni. Quindi il nero, il bianco giocherà sull'ala di donna e il nero, che ha una maggioranza su questo lato, dovrebbe giocare su questo lato. Come? Non te lo so dire. F5 e 4. Poi perdiamo il cavallo così. Sarebbe bello arrivare qui con la donna, ma non si può. Allora forse così. Che interessante, perché una volta che la donna è in G6 attacca sia E6 che G2, E3 che G2. Sì, sì, il nero dovrebbe attaccare su questo versante qui, dovrebbe lasciare un po' fare qui forse. Forse questa è cattiva, va un attimino... Non lo so. Non lo so, questi pedoni sono veramente pericolosissimi. Ok, donna F6, forse ci sarà appunto questa manovra che sembra essere interessante. Sì, è stata effettuata. C'è anche ora il sacrificio, che poi il sacrificio non è, il colpo tattico è di cavallo per H6, che è interessante. E c'è anche l'attacco qui. Si riescono a salvare tutti e due. Qui il bianco ha giocato, avete visto, immediatamente, però c'è un problema ora. Non so se si riescono a salvare tutti e due. Secondo me no. E fra i due forse è meglio perdere questo, no? Pedone arretrato. Quindi forse re H2 ci vuole. Re H2. Donna per... Tac, cavallo, attacca qui. Non lo so. Questo arrocco così veloce purtroppo è stato un problema, ragazzi. Un problemone da parte del bianco che adesso c'ha un problema. Questa è più forte di un'eventuale cattura su quel pedone, perché tanto è arretrato, non può essere spinto. Quindi il bianco dovrebbe proprio evitare questa mossa e secondo me il modo più naturale per farlo è H2, anche perché con re in H2 vai a coprire i buchi e in genere, questo è un consiglio che posso dare, per quanto riguarda la mia esperienza chiaramente, con re si vanno sempre un pochettino a tappare i buchi che si sono lasciati con i pedoni dell'arrocco, no? Per cercare anche qui di consolidare, tenendo conto che il re qui, visto che qui ci sono due pedoni, non teme attacchi sulla diagonale scura, quindi dovrebbe funzionare abbastanza bene. Sì, dovrebbe funzionare. Il bianco sta pensando, però, cioè tu pensi adesso, però dovevi pensare prima. Non so se... Guardate che bello fare la morale. Ha deciso di salvare quel pedone? Non ci posso credere. Ha deciso di salvare quel pedone. Dopo cavallo per H3, il re si toglie, abbiamo il cavallo sotto. Ma forse è un bel contrattacco. Forse si è inventato un bel contrattacco. Cavallo per H3, scacco, re in H2. E non so come continuare. Re H2, il cavallo deve ritornare qui. Cavallo qui, re qui. E il cavallo ritorna qua. Cattura è un problema. È un problemone. Bel controgioco. Non l'avrei dato una lira a questa mossa, ma è veramente bella. È veramente bella. È bella difesa. Vedete che la miglior difesa è il contrattacco, no? Bella. Sì. E mo? E mo devi ritornare col cavallo qui, per Foggia. E però poi ti becchi questo. Cavallo qui. Ok. Beh, questa ti arriva comunque, no? Eh sì, quella arriva comunque, non si può impedire. Pedone per, e qui ragazzi, qui c'è un'avanzata devastante.
You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Devastante, sta meglio il bianco, senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. C'ha chiari piani da fare, sa che cosa deve fare. Forse qui bisognerebbe F5 in qualche modo. Il re si dovrebbe togliere dalle scatole perché qui ci vorrebbe una bella torre qui, no? Ok, questo pedone è stato importante perché ha bloccato anche qui. F5. Però su un attacco doppio su F5 segue E4. F5, Re F7, bisogna cercare di fare F5. F5, Re F7, torre in H8. Quindi se il nero riesce a fare queste cose, anche e in futuro chiaramente anche una spinta su G3 ben supportata non sarebbe affatto male. Dai, partita interessante. Oh, c'è sempre una fortuna incredibile nel trovare partite interessanti. Cosa ne pensate? Io penso che siano veramente, veramente interessanti. Se fossi il bianco, cosa farei? Se fossi il bianco, spingerei qui? Sì, senza pensarci. Senza pensarci un attimo. Sì, dai, che cosa temi? F5. Poi spingi B5. Cavallo qui. Poi spingi questo. Ah sì? Questa mossa per fare cosa? Non ci arrivo. Non ci arrivo. Non ho capito questa mossa. Non l'ho capita. Ok, per fare un doppio attacco qui, quindi costringe a fare questo tridente di pedoni. Beh, il tridente ci sta, ha qualche controindicazione, sì, indebolisce le case scure, però penso che portare a difesa così non so se è tanto buona. La cattura, siamo sicuri che... Aspetta, catturavi... No, non potevi catturare, non potevi catturare perché c'è la difesa della donna. Ok, e adesso il nero vuole mattare in questo modo. Perché non l'ha fatto subito? Domanda, così. Perché non ha fatto subito questa? Ah, perché c'è donna su donna. Chiaro, 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 chiaro. Allora cercherà di togliere la donna dall'inchiodatura. Tipo donna H4, G3, andare qui, qui e mattare. Ma anche donna, sì, donna H4, donna H4. Però poi ti arriva donna, no, non ti arriva questa perché c'è questa. In realtà riesce a fuggire perché su questa, questa, donna che ne so in F3, scacco, re qui, anzi, sì, scacco, re qui e tieni tutto. Il bianco riesce a tenere tutto. Quindi ci vorrà, secondo me, il supporto di una torre, senza ombra di dubbio. Anche se purtroppo gli attacchi sulla colonna H, se il nero riesce, scusate, se il re riesce a scappare, donna F2 dovrebbe funzionare. G3, donna in F3 e va in blocco. Scacco di donna, il re va qui e basta, è finito il giochino, perché il re può scappare. Ok, momenti di panico, scacco, re qui, scacco. Però adesso vedi qual è il problema? Che non essendoci la donna in F3, dopo lo scacco cade questo pedone.
Scacco. Ah, toccava al bianco. Usteria, che partitona. Mamma mia, il nero aggressivissimo. Aggressivissimo. Torre qui, it's possible. Torre qui. Torre qui. Torre qui. Questa? Scacco, sì. Non so se questa. Scacco deve andare dietro col re. No. Scacco, vieni qui, perché su questa Scacco devi venire qui dietro. E poi questo come lo supporti. Peccato per il nero. Aveva giocato, mi piaceva come aveva giocato, però c'è un però che è finita. Secondo me abbandona adesso. Potrebbe tranquillamente abbandonare fra 3, 2, 1. No, non abbandona. Ok. Niente, va qui dietro. Va qui dietro. È cazzarola però. E va promozione. Va promozione, raga. Va promozione. Porca vacca, che erroraccio da parte del... Infatti secondo me la torre andava messa in F1. Raga, ha vinto il nero. Non so come dirlo, ma ha vinto il nero. Andiamo a analizzarla. Ha vinto il nero. Va bene. Ecco qui su D3. Sì, ecco. Ok, D6, H6 dice che è totalmente the same. Cattura, cattura. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ecco, questa è una blanderata perché dopo questa... Sì, il nero sta leggermente meglio. Sì. C6, attacco sul centro, C per, alfiere per. Ok, qui il nero sta molto bene. Cavallo F4 ci sta. Ok, questo piano qui che avevo in mente che il nero ha fatto, dice che non gli piace, gli piaceva più donna B6 per dare uno sguardo a quei pedoni, che in realtà male non è dare uno sguardo a quei pedoni. Ok, cavallo per... Ok, cavallo F4 dice il computer, perché dopo questa la partita è praticamente pari. 0-0. Ok, G4. E qui c'è F5 che è forte, torre. Scacco perde tutto il vantaggio. Guardate come è veramente difficile trovare sempre la mossa giusta. Qui diceva di fare il tridentone con E4, anzi poi sta cambiando idea, sta dicendo F8, però sì, queste sono le candidate. Ok. E su questa è stata giocata questa. Donna F2 che avevo consigliato, secondo me fa schifo. Infatti fa schifo, perché su G3, donna F3. Ah, c'era G5 che non avevo considerato. Io avevo considerato subito questa, no? Però anche questa qui al computer piace. Ma c'era G5 che arrivava a dare una mano e a togliere la donna da lì. Sì. Quindi meglio quello che ha fatto il nero. Cattura, spinta, ok, siamo arrivati a questo finalone. Questa è sbagliata, diceva B5. Come fai a giocare B5 in queste situazioni? Tu dimmi come fai a giocare B5 che questo qui ti gioca così. Ah no, perché c'è la torre che punta qui. Ok, sì, allora sì, ci può stare. questa torre F1. Torre 3 comunque dice che va bene uguale. Questa e questa è una blanderata. Qui re F1. Però se giocavi torre F1 problemi non ce n'erano, perché che facevi qui? Facevi questa, re G2. Peccato questa mossa qui. Infatti, e ora si va a promozione. Perché se il re andava dietro c'era lo scacco e dopo questa promozione. Bella partita, ragazzi. Ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao!
E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!